Non lo fare ora. Ma che prendi di me? Allora, se fosse il do minore, troveresti il mi bemolle. Perché è la caratteristica del terzo grado che stabilisce la tonalità. Do maggiore. Croce, croce. Aspetta, facciamo vedere la croce, facciamo vedere. Però c'è scritto. C'è scritto, certo. Allora, leggi. 1, 2, 3, 4. Sol, la. Dove prendere questo? La, sol, fa, mi, re, do, mi, No. No, ora. mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, do, mi, mi, fa, mi, Io va su Facebook. Va su Facebook. Vedi, ho fatto prima strato. Ora qui ci metto 10 minuti. Ho fatto 2 giorni di riprese. E 4 più 4 fa 8. Ecco, la matematica non è un'opinione. Pronti? Secondo strato. Allora, questa canzone rappresenta la canzone per eccellenza, una delle prime voci della popolazione, del popolo contro la guerra. In seguito alla guerra del Vietnam, Bob Dylan si specializza, diciamo, in questo genere di canzoni contro ogni tipo di guerra, naturalmente, perché diventerà proprio l'inno alla pace. Ogni volta che c'è qualche manifestazione legato alla guerra, c'è sempre questa canzone, sempre. È diventato un inno insieme all'altra John Betts. Ok? Andiamo? 1, 2, 3, 4. Allora, il sol vale 2. 1, 2, 3, 4. Sol, 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 la. Mi, sol, 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 la, sol, fa, sol. 2, 3, 4, 5, 6. Mi, fa, sol, 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 la, sol, fa, sol, mi, re. Che bello, un video col cubo di Rubik e il floppy. E i pifferi.